Era una valle di povera gente. Quando c'era la Val Canale, erano feudi degli Asburgo, dei Bamberg, un bordello di generazioni che sono passate. Questi poveri ragazzi non avevano l'amorosa, e che accadeva? Il conte, il feudatario, la regina regalava il tronco più bello del suo bosco a questa popolazione. I giovani con questo tronco qua giravano tutte le case del paese e tiravano sotto salami, musetti, da bere, da mangiare, 4 denari. La sera vendevano la taia all'asta. Con i soldi tiravano vicino, facevano una gran festa per tutto il paese, in cui incontravano le donzellette che venivano a trovarli per questa festa e si compravano le prime copie per portare avanti la storia del paese. Questa è la taia. E inizia con l'Epifania, però appunto non si sa mai la data perché, come l'ho detto prima, noi facciamo la sfilata la domenica prima della grande sfilata del paese. Quindi dipende tutto da quando sono quando le ceneri, cade, certo, ecco. sì, Ogni anno certo, varia. Però se qualcuno si sposa durante questo periodo, da gennaio a quando c'è la data, salta la sfilata del nostro carro. E teoricamente i soldi della cassa vanno alla coppia che si è sposata. In teoria, noi siamo ormai siamo poveretti, non diamo più niente. Però teoricamente sarebbe così. Bene. Va buono, e questa valle. È il tutto. È un pellegrinaggio, una Noi missione. continuiamo a tenerla in vita perché è bella. Perché ci divertiamo, diciamo, è una festa nostra. Però siamo considerati la sfilata dei pezzenti per gran Ma parte. invece c'è la sfilata, quella del carnevale, quello grande? C'era, ma non la fanno più. Perché io ho trovato delle foto degli anni 60. Sì, c'era, no, ma a parte gli anni 60, c'era proprio anche fino a un decennio fa che facevano dei bellissimi carri, adesso proprio è andato tutto... Quindi adesso siete solo voi che fate carnevale? Sì, praticamente sì. Perché la cosa è la differenza, che questa festa qua è una festa per stare insieme e divertirsi, Sì. cioè trovi la sera nell'armadio, fai un bordello e basta. Cioè inizia a far festa quando fai il carro, perché è fatto tutto da noi, da ragazzi qua. Le ragazze fanno i fiori, così aiutano a abbellirla, e invece i ragazzi mettono proprio la mano d'occhio. Cioè il consorzio assegna ogni anno, ogni 5 anni, 5 tais, diciamo, 5 piante. Le piante più belle. Le piante più belle. A noi. Noi anziché farne uno ogni anno facciamo un blocco unico di 5 giusto anni per comodità. per comodità e via. E poi andrebbe venduta all'asta, però noi adesso la diamo così al miglior offerente, ma non è proprio un'asta, ma cerchiamo da soli, no? Esatto. Chi ci offre di più. Sì. Noi giriamo tutto il giorno, adesso noi facciamo tutta sta parte qua. Sì. Poi andiamo... Tutta la parte di qua della ferrovia. Esatto, adesso noi al mattino facciamo tutta la parte di qua della ferrovia, poi andiamo anche dentro in una piccola frazione, ma mai passando la piazza. Ok. Stiamo sempre cioè di dove qua. c'è il ponte? Andiamo a Studena Bassa, sì, Studena, ok. Graben, sempre di qua del fiume. Quindi la parte austriaca e basta. E basta, ok. sì. Ma a noi ci va più comodo, ci prendiamo più con calma perché ci aspettano più da sta parte qua, di là, non è che... Anche perché là sono le case dei ferrovieri, un po' sentita meno perché gente di fuori. E una volta proprio era la festa anche dei bambini, alle 2 del pomeriggio ci si ritrovava in un piazzale con tutti i bambini, si portava i bambini proprio tutti sul carro, al mattino solo i grandi e al pomeriggio i bambini, poi si offriva i crostoli, i craffini, i dolcetti.
Massa e comunque non sta rispettata. Qui? Siamo ancora tutti in piedi. Le ho fatti stamattina. Ecco, vergognati. Aspetta. L'aspettavo già ieri io. Ma perché ieri? Ai vivi, ai vivi.